Erano segnali forti, abbiamo dato una risposta per cui con un lavoro certosino coordinato dalla Procura della Repubblica di Padova, attraverso tutta una serie proprio di incroci di dati, sono stati individuati e perquisiti questa mattina su disposizione della Procura queste 3 persone, sono dell'area anarchica e quindi insomma la risposta c'è stata, per cui non ci facciamo intimidire. Sono 3 25enni, 2 ragazzi e una ragazza i presunti autori della serie di scritte dai toni violenti contro la polizia comparse lo scorso 11 luglio a Padova. All'alba le perquisizioni della Digos nelle abitazioni dei 3 esponenti del movimento anarchico. Sono stati indagati per istigazione a delinquere e ricettazione, dato che gli striscioni usati per le scritte erano stati rubati da un cantiere edile in città. Lo scorso luglio in più punti a Padova erano comparse scritte contro la polizia. Uno striscione in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito e contro il 41 bis era stato ritrovato in via Ormaneto lungo il Piovego. Poi sul ponte pedonale che attraversava via Venezia un lenzuolo bianco con la scritta "Procure infami", e infine vicino ai giardini dell'Arena lo striscione che inneggiava da Ouad Mohamed Attia, che aveva incendiato auto della polizia d'Albano Laziale, la scritta "Polizia a fuoco". La Digos di Padova ha analizzato in questi mesi un'imponente mole di filmati di videosorveglianza delle telecamere sparse per la città e hanno così identificato i presunti autori del gesto, tutti già noti per la loro partecipazione a manifestazioni ed eventi nell'ambito anarchico, un ambiente sempre monitorato dalla polizia. Io nel mio ufficio quando entro ho i volti di 11 colleghi, il primo era Antonio Niedda. Il 4 settembre abbiamo così purtroppo ricordato i 50 anni dal suo omicidio da parte delle Brigate Rosse. Quando è una questione di colore, di appartenenza, quello è un monito e quindi dobbiamo sempre monitorare e sempre stare attenti affinché non abbiano a ripresentarsi quelle condizioni, perché parliamo appunto di appena 50 anni fa e quindi le attività proseguono, è un contesto particolare, però insomma ecco l'importante, anche perché dall'odio si genera la violenza e dalla violenza si generano condotte violente che poi possono anche sfociare, come abbiamo visto purtroppo in una storia recente, anche in situazioni di lutto.